Gloria a Dio. Vogliamo aprire la Bibbia? Alleluia. Leggeremo in Prima Corinzi, capitolo 13, dal verso 4 fino al verso 7. Alleluia. Prima Corinzi, capitolo 13, dal verso 4 fino al verso 7. Sapete di cosa parleremo? Parleremo dell'amore. Alleluia. Dio sia lodato. Amen. L'amore è paziente, è benigno. L'amore non invidia, l'amore non si vanta, non si gonfia, non si comporta in modo sconveniente, non cerca il proprio interesse, non si inasprisce, non sospetta il male, non gode dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità. Soffre ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. Amen. Amen. Accomodatevi pure. Gloria al Signore. Dio mi ha messo in cuore questo argomento, l'amore. Non ho potuto fare a meno perché proprio festeggi 25 anni di matrimonio e mia moglie. E pensavo l'amore che è Dio stesso, Dio è amore. L'amore ha anche delle caratteristiche, abbiamo letto l'amore è. E poi alcune cose che ancora leggeremo, non è un testo che si può spiegare, perché è così chiaro, dovremmo solo dire Amen. Amen. Siete d'accordo? Amen. Amen. È così. Alleluia. Questi versi descrivono l'amore come esercizio, qualcosa che si fa sempre, bisogna mettere in pratica sempre, e anche come condotta di vita. Non soltanto come sentimento, emozione o motivazione interiore. I vari aspetti dell'amore caratterizzano Dio stesso, Dio in quanto Padre, Dio in quanto Figlio e Dio in quanto Spirito Santo. E Dio ha tanto amato il mondo che ha donato il suo unigenito Figlio affinché chiunque creda in Lui non perisca ma abbia vita eterna. Amen. Il Dio ha tanto amato che ha donato. Il Dio ha tanto amato che nonostante tutto quello che l'uomo ha fatto, fa e continua a fare, Lui ci ama lo stesso. Amen. Gloria al nome del Signore. Continua ad amarci il Signore. E come non dire grazie, Signore, per il tuo grande ed infinito amore immutabile, nonostante quello che sono. Ognuno parla per sé. Nonostante così come sono, tu mi ami. Alleluia. Alleluia. Ogni credente discepolo di Cristo dovrebbe desiderare di crescere in questo tipo di amore per assomigliare sempre di più al nostro Signore Gesù. Alleluia. Abbiamo letto l'amore è paziente e benigno. Vero? L'amore nel testo greco qui è tradotto con una parola agape. Agape vuol dire amore pratico. L'amore non è teorico. L'amore vero è pratico. Amen. È qualcosa che puoi toccare con mano. Tanto da dire, veramente mi ama questa persona, perché tu tocchi con mano. Non perché ti dice ti amo, ti senti amato, ma perché tocchi con mano.
è coerente, questo amore è pratico. Gloria a Dio. Quindi l'amore agape agisce con pazienza, longanimità, agisce con gentilezza, benignità e manifesta la cura di Dio. Poi l'amore non invidia, non si vanta, non si gonfia. L'amore vero non è orgoglioso, non cerca attenzioni, ma è umile e si fa piccolo. Possiamo dire amen? Amen. Ma proprio in questo aspetto, non invidia, non si vanta, non si gonfia, ma in ogni definizione che dà l'Apostolo Paolo, io non posso fare a meno che vedere Gesù. Alleluia. Non è orgoglioso, Gesù non è orgoglioso, non cerca attenzione, Gesù non cercava l'attenzione degli altri, è lui che era attento ai bisogni degli altri. Alleluia. È d'accordo? Amen. Gesù è umile, annichilì se stesso, umiliò se stesso, lasciò la gloria che aveva presso il Padre, si fece uomo, si umiliò, si fece piccolo, gloria a Dio, per noi piccoli. L'amore non è sconveniente, abbiamo letto, vero? Cioè l'amore non manca di rispetto, non cerca il proprio interesse né si irrita. L'amore è altruista, non egoista, non è permaloso e l'amore non cede alla rabbia. Amen. 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 Quando leggiamo non si irrita, vuol dire che non cede alla rabbia. O se si arrabbia siamo uomini, ma dobbiamo andare avanti e superare. Amen. È difficile, ma più Gesù cresce in te e in me, e più sarà facile. Più diminuiamo noi e facciamo in modo che cresca Lui, e più sarà facile. Gloria al Signore. L'amore non addebita il male, abbiamo letto, vero? Cosa vuol dire? Non tiene conto del male ricevuto. Non è vendicativo e neanche tiene un registro dei torti subiti. Sono alcuni che si scrivono proprio libro nero. No, dobbiamo dimenticare i torti, tutti i torti subiti. L'amore non gode dell'ingiustizia, ma si compiace della verità. Cioè l'amore si schiera dalla parte della giustizia, prende posizione e si schiera sempre dalla parte della verità e gioisce quando queste giustizia e verità prevalgono. Amen. Amen. Gloria a Dio. L'amore non è imparziale, prende posizione. No, guarda, non mi dire niente, io non voglio sapere niente di te. No. L'amore sa valutare ciò che è bene e ciò che è male. Amen. Amen. Noi dobbiamo prendere sempre la posizione giusta per la verità, per la giustizia. Amen. Per i più deboli, non per i forti, per i più deboli. Alleluia. Tutto copre, l'amore tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. L'amore dimostra una forza incredibile, l'amore è una forza incredibile. Sostenendo, credendo, sperando e perseverando in ogni circostanza.
anche nelle avversità. Se tu hai amore per Dio, vuol dire anche avere amore degli altri. E anche nelle avversità noi non cessiamo di amare Dio. È vero? Amen. Continuiamo ad amare Dio, essere grati a Dio. Nelle avversità noi continuiamo a dire grazie Gesù, Amen. perché mi hai salvato. Alleluia. E tutto questo lo ha fatto Gesù prima di noi. Anche se Gesù veniva non creduto, veniva perseguitato, volevano buttarlo sotto, quando è salito. Ma lui continuava a fare quello per cui Dio lo ha mandato. Perché l'amore verso il Padre gli imponeva di continuare a predicare il regno di Dio e la sua giustizia. Amen. 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 Alleluia. Quindi anche se veniamo accettati o non veniamo accettati, noi continuiamo a parlare di Cristo, Amen. a dimostrare il carattere cristiano. Amen. E questa è una grande forza interiore che vince. Gloria al nome del Signore. Questo brano non è solo una descrizione poetica o la definizione stessa dell'amore, è anche questo, ma non solo, è anche un richiamo a vivere la quotidianità con Cristo. L'amore che qui descrive Paolo è un impegno attivo, un modo di essere che trasforma il credente rendendolo un riflesso di Dio. Quando Dio ha creato l'uomo, lo ha creato a sua immagine e somiglianza. Noi vogliamo essere a immagine e somiglianza di Dio. Amen. Amen. Il credente è immagine e somiglianza di Dio. Somiglia a Dio. E possiamo somigliare a Dio nell'amore. Amen. Amen. L'uomo che non ama somiglia agli animali, alle bestie. L'uomo che onora Dio è un uomo che vive nell'amore, perché Dio è amore Amen. e ci ha creato a immagine e sua somiglianza. Grazie Signore. Gloria al nome del Signore. Amen. L'amore è il fondamento della comunità cristiana, l'elemento che tiene insieme le persone. Anche due persone che stanno insieme riescono a stare insieme per l'amore. Perché anche se marito e moglie non hanno la stessa testa, lo stesso carattere, l'uno non è clone dell'altro, noi abbiamo la nostra individualità, è vero? Non so quanti miliardi siamo nel mondo. 8 miliardi? Una volta eravamo 6, ora 8. 8 miliardi di caratteri, 8 miliardi di teste, 8 caratteri diversi l'uno dall'altro, 8 miliardi di caratteri diversi l'uno dall'altro. Se ci fosse amore in questo mondo, cesserebbero le guerre. Sei d'accordo? Amen. Sì. Se ci fosse amore, Sì. un soldato non sparirebbe a un altro simile, perché è un uomo come me. Dice, ma devi ubbidire alla patria? Sì, ma non uccidere, Dio mi insegna. È vero? Alleluia. E così anche in famiglia, 5, 6 persone, 7 persone. Per quanto i figli non hanno lo stesso carattere dei genitori, sono individualità anche loro. E allora come si fa ad andare avanti? Con l'amore. L'amore sopporta ogni cosa. È vero?
con la tolleranza, con lasciare andare, con la comprensione, la comunità, la Chiesa. 20 persone, 25, 18, 10, 100, sono chiese di 100 persone, 30, 200, 1000 persone. Certe chiese grandi neanche si conoscono tutti, pensate. Già a pensare questo, dico, grazie Gesù per la Chiesa piccola che mi hai dato. Perché proprio ieri sera ho visto che siamo famiglia. Amen. Pensate se eravamo in 100, 200, non si poteva fare. Forse si poteva anche organizzare, non lo so, ma non ci scoraggiamo perché siamo una piccola chiesa. Piccola di numero, ma vogliamo essere grandi davanti a Dio. Amen. Amen. Grandi, pieni della sua grazia, della sua presenza, amen, dello Spirito suo Santo. Quando siamo insieme vogliamo realizzare la presenza di Dio, amen, meravigliosa Alleluia. e dolce. Alleluia. Tutto questo non ha a che fare con i numeri. Quando 2 o 3 sono radunati nel mio nome, lo dice Gesù, io sono lì. Amen. Amen. Per me è Chiesa anche 2 persone che si riuniscono a pregare in Chiesa. Amen. Gloria, gloria. Alleluia. Alleluia. L'importanza dell'amore è fondamentale. Al versetto 8, noi abbiamo letto fino al versetto 7, no? Ma se leggiamo il versetto 8, cosa troviamo scritto? L'amore non verrà mai meno. Le profezie verranno abolite. Le lingue cesseranno e la conoscenza verrà abolita. Amen. Amen. Ma Amen. l'amore non verrà mai meno. Alleluia. Ovviamente questo versetto 8 di Paolo si riferisce a quando la perfezione sarà venuta. Cioè, quando Gesù ritornerà, non andremo a Lui con il battesimo nello Spirito Santo, con il parlare in lingue, ma con quello che siamo. E se noi c'è l'amore, quell'amore rimarrà e andremo a Lui con l'amore che abbiamo. Alleluia. L'amore non verrà mai meno. Alleluia, grazie Signore. Le lingue cesseranno, non parlerai in lingue, già Gesù c'è. Amen? Amen. Ritorna, non parlerai in lingue. Lo Spirito Santo Gesù lo ha dato perché Lui è tornato al Padre. Non vi lascio soli, vi lascio il Consolatore, in mia assenza, fa le mie veci, no? Come se io fossi lì. Ma quando Lui tornerà, ci rimane solo l'amore. Amen. Questo vuole dire l'Apostolo Paolo. Per dare importanza all'amore, a me, la spiritualità non si misura con quanto parliamo in lingue, quante ore, quanti minuti, quante parole diciamo. No. Dio ci aiuti. Amen. Vogliamo impegnarci di più e chiedere al Signore di insegnarci ad amare. Amen. Alleluia. Signore, insegnami ad amare, perché amare non è qualcosa che tutti sappiamo fare. L'amore viene da Dio. Leggendo i primi 3 versi di 1 Corinzi capitolo 13, l'Apostolo Paolo cosa dice? Anche se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, se non ho amore, divento un rame risonante, uno squillante cembalo. E quando avessi il dono di profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza e avessi tutta la fede in modo da trasportare i monti, se non ho amore, non sono nulla. Anche se distribuissi tutte le mie facoltà per nutrire i poveri e dessi il mio corpo a essere arso, se non ho amore, non mi
gioverebbe a nulla. Amen. 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 La spiritualità non si misura con quante ore parli in lingue, o se preghi per un ammalato, Dio lo guarisce, o se preghi per qualcosa e quello avviene. Se spostassi i monti, no? Se avessi fede da trasportare i monti, ma non avessi amore, sarei nulla. Dobbiamo dimostrare amore. Poi gloria a Dio per i doni dello Spirito Santo che dobbiamo ricercare. Ma l'Apostolo Paolo dice: se io ho questi doni, parlo in lingue, lingue degli angeli, gloria al nome del Signore, e non ho amore, è come un rame risonante, uno che fa rumore, tu. Cosa serve? A cosa serve? Se poi dopo aver parlato in lingue, quella lingua con la quale prima hai glorificato Dio invece affligge un fratello, una sorella, con una parola, con un atto, con un gesto, a cosa serve? Dio ci aiuti. Amen. 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 Dio mi aiuti. Amen. Benedetto il tuo nome, Signore. Grazie. Aiutami, Signore. Perdonami, Signore. Non posso che dire perdonami, Signore. Perché tante volte siamo facili a giudicare dalle apparenze, no? E giudichiamo quello che predico, mamma mia come predico. Giudichiamo, vediamo esteriormente in preghiera, mamma mia, quello alza le mani, parla in lingue. Dacci amore, Signore. Amen. Amore concreto, vero. E poi, gloria a Dio, anche parlare in lingue. Sì, Signore, battezza nello Spirito Santo. Anche le profezie, sì, Signore. Elargisci i tuoi doni alla Chiesa. Amen. Ma i doni non sono uno sfoggio. Vedi, io sono santo. I doni sono per servire meglio la Chiesa di Cristo. Amen. Non sono per noi, per essere di sfoggio, no. Sono per la Chiesa, per l'edificazione della Chiesa. Amen. Quanto a me e a te, esercitiamoci nell'amore. Alleluia. Umiliamoci sotto la potente mano di Dio. Amen. Ed Egli ci innalzerà al suo tempo. Alleluia. Ma non qui tra gli uomini. Questo innalzarsi vuol dire che un giorno il Signore potrà dirci, se noi rimaniamo fedeli a Lui: bene hai fatto, mio fedele servitore. Entra benedetto nella casa del Padre mio. Questo è innalzarmi. Ma davanti agli altri? No, Signore. Non innalzare me. Esalta te stesso, Signore. Gloria a Dio. Amen. Benedetto il tuo nome. Siamo servi di Dio. Vogliamo sempre dire ogni qualvolta il Signore ci dà l'opportunità di fare qualcosa o di lavorare per Lui: Signore, nascondimi dietro la tua croce. Che quando io parlo della tua parola, la croce possa apparire. Amen. Amen. Il tuo Santo Spirito possa parlare, Signore. Amen. Amen. Fa che in ogni mio modo di fare, in ogni mia parola, ci sia la tua grazia, Signore. Alleluia. In ogni gesto, anche nello sguardo. Amen. Amen. Anche come do la mano per salutare, pace. Ci sia in ogni cosa dimostrazione dell'amore di Dio. Alleluia. Amen. Amen. Dobbiamo chinare il nostro capo. Gloria a Gesù. Benedetto il tuo nome, Signore.